C'è un'altra Favara, c'è il Favara Calcio che il suo campionato lo ha vinto, dalla terza categoria alla seconda. Presidente, che campionato è stato? Allora, è stato un ottimo campionato, fatto di squadre molto avvincenti e diciamo che abbiamo prevalso su tutti finalmente dopo la sconfitta dell'anno scorso sulla finale playoff, e quest'anno con mister Scuderi che ha saputo dare la giusta impronta a questa squadra e con una società ben solida composta da Salvatore Chiarenza, Tonino Cusumano e da me nella qualità di presidente abbiamo finalmente raggiunto questo grande obiettivo che sicuramente daremo seguito l'anno prossimo per poter fare un qualcosa ancora di spettacolare e speciale per la città. Si chiamano campionati minori, ma in realtà coinvolgono giocatori, società e anche pubblico. Sì, si chiamano campionati minori, però possiamo dire che questa terza categoria non ha niente di inferiore agli altri, perché possiamo trovare giocatori di spessore, facciamo un esempio su tutto come Giuseppe Terranova, Joseph Santamaria o lo stesso Fai Sario che lo abbiamo preso dall'Aragona in corsa, che ci ha fatto la differenza, e poi abbiamo fatto anche un ottimo risultato con un suo gol a Montallegro dove abbiamo vinto il campionato il 4 di maggio. Che campionato è stato? Un campionato combattuto con squadre ben attrezzate, abbiamo lottato alla pari con tutti, abbiamo vinto quasi tutti gli scontri diretti e l'ultimo è stato quello fuori casa col Bovo Marino. Abbiamo fatto il derby, la stracittadina con l'Atletico Favara, a cui auguriamo un grande in bocca al lupo per i playoff. È stato veramente un campionato combattuto di alto livello. Quando avete capito che ce la potevate fare? Abbiamo capito quasi all'ultimo, perché come dico eravamo lì a un punto sopra il Bovo Marino Montallegro, quindi è stato combattuto fino alla fine. Oggi siamo contenti di festeggiare il campionato con una giornata d'anticipo e oggi ci godiamo la festa finalmente. Che spogliatoio hai? Soprattutto bravi ragazzi tutti, come ho detto, locali, che lo fanno solo per il divertimento, che è quello che contraddistingue queste categorie. Lo spogliatoio è unito, quindi non sono più che soddisfatto ma contentissimo di quello che abbiamo fatto, e complimenti ancora a tutti i ragazzi. Dopo il giusto periodo di riposo, ma si riparte? Si riparte, sicuramente si riparte, ancora è presto, però si ripartirà sicuramente dalla seconda categoria. La società è sana, hanno un bel progetto, quindi vedremo in futuro cosa succederà. Sì, sicuramente il campionato come nome si chiama terza categoria, però sicuramente di terza categoria non ha nulla, perché è un campionato molto avvincente, livellato verso l'alto, e tutta la Sicilia, tutta la regione ci riconosce che questo nostro campionato della provincia di Agrigento è uno dei più belli e più avvincenti. Infatti abbiamo squadre che sicuramente possono ambire a categorie superiori, tanto è vero che ogni anno la squadra che vince il campionato nostro in terza categoria di Agrigento subito dopo fa salto in prima categoria, quindi questo significa che c'è un grande lavoro dietro da parte di tutta la nostra delegazione e riusciamo ogni anno a far nascere le nuove squadre, le realtà dove il calcio un po' è scomparso per motivi diversi, e quindi costruire queste squadre che portano in alto la propria città.